Sono Paolo Rametta, benvenuti nella distilleria Monterbe. Noi siamo dei distillatori artigianali di Sicilia. Questo laboratorio nasce dall'idea di riportare su carta, se è possibile definirlo così, un prodotto che tradizionalmente noi facciamo in questo territorio. Anticamente gli apicoltori, che venivano chiamati fascitrari, praticamente coloro i quali facevano il miele dai bugni villici, lasciavano magari il miele, i fogli cerei ad asciugare, magari a liberarsi, diciamo, dal miele, e quindi rimanevano in un contenitore ad essere, come dire, colpiti dai raggi del sole occasionalmente. Questo calore immediato nella base zuccherina creava una leggera fermentazione. Questa fermentazione venne posta, come dire, in osservazione dagli apicoltori, al punto che si resero conto che il prodotto si autotrasformava in un fermentato e quindi in un idromele. Da lì si passò alla fase della distillazione e da questo ne nasce un'antica tradizione, che è appunto quella dello spirito dei fascitrari. La nostra tradizione, diciamo più che lavorativamente in questo caso, è quella di provenire dal mondo erboristico, quindi quella di fare stare bene le persone con le piante. A questo punto la ricerca di realizzare un laboratorio di oli essenziali in un primo momento e poi un processo di distillazione artigianale alimentare in un secondo momento ci ha subito portati ad individuare dei prodotti che avessero delle qualità chimiche che alcalinizzassero la fase digestiva. Al pari dell'acquavite di miele abbiamo l'acquavite di vino, che è l'altro prodotto agroalimentare tradizionale italiano distillato di Sicilia, che già esisteva sin dal 1920, quando nacquero a Santa Venerina le tre distillerie storiche. Ulteriormente riteniamo di aver fatto un riconoscimento alla tracciabilità della Sicilia con il nostro Archimede 287, che è il nostro London Gin, un gin prodotto integralmente in alambico, a bagnomaria di vapore e discontinuo, il cui aroma è totalmente realizzato all'interno dell'alambico senza nessuna aromatizzazione successiva. Il nostro prodotto viaggia già per continenti, anche se non in maniera copiosa. Nell'ambito della ricerca di quello che possa essere la tracciabilità della nostra materia prima, è un nostro obiettivo quello di valorizzare il comparto cerealicolo di cui il nostro circondario è ricco.